Cari telespettatori, ben arrivati con noi, puntata in collaborazione di Confcommercio Veneto, e come sempre quando abbiamo questi appuntamenti avremo i nostri ospiti, i nostri esperti, avremo modo di approfondire alcuni temi anche di attualità e diciamo come sempre ai noi, ma anche aspetti positivi, soluzioni a problemi e vedere una ricetta che so che tanti di voi attendono con ansia. Scoprire naturalmente anche chi ci sta dietro le quinte della ricetta della scorsa di 2 settimane fa, ovvero la chef che l'aveva preparata, perché noi andiamo sempre avanti di una puntata, portiamo anche gli esperti e quindi per conoscerli meglio. E allora ve li presentiamo subito anche questa settimana. Ben arrivata Giovanna D'Agostini del ristorantino titolare e chef del ristorantino La Joy di Feltre, grazie di essere qui con noi, che abbiamo visto dietro i fornelli praticamente. Ben arrivato anche a Riccardo Capitanio, presidente giovani imprenditori di Confcommercio Veneto, grazie anche a lei, ed Edison Mariva, ben ritornato, consigliere delegato di Confcommercio Ben ritrovate Veneto. e ritrovati. Allora, come sempre noi apriamo di solito con la ricetta, però vogliamo dedicare un attimo all'attualità, no? Sì. Un problema che ci stringe, ci attanaglia è la situazione internazionale, che non è anzi è molto molto confusa e ci crea delle ansie, delle preoccupazioni che speriamo non debbano concretizzarsi in qualcosa di peggio, altrimenti la nostra economia, che sembra dare leggerissimi barlumi di ripresa, precipiterebbe nel disastro più totale. Adesso la preoccupazione battente è la presenza importante, sempre più consistente, di immigrati. Anche voi di Confcommercio avete puntato l'attenzione su questo aspetto, perché? Beh sì, anche sull'economia in generale. Siamo in un mondo globalizzato, ogni focolaio di guerra, di rivolta o di catastrofe si riverbera su tutto il globo e quindi anche sul Veneto, che fa parte del globo. Il nostro sistema imprenditoriale, che non avendo un mercato interno fiorente diventa vantaggioso solo se esporta, già ha avuto una batosta con la Russia, con l'embargo russo. Questa è una scelta fatta dall'Occidente nei confronti della Russia, è una scelta provocata se vogliamo, ma è una scelta fatta che ci sta ancora pesando, e l'agricoltura veneta, l'ortofrutta è un po' in ginocchio da questo punto di vista. Adesso è scoppiata la rivolta in Libia, ci sono molte aziende del Triveneto, ma anche del Veneto, che non sanno più cosa fare, ormai non hanno più l'intermediario, non hanno più l'importatore, e quindi alcune partite grosse di migliaia, milioni di euro si stanno interrompendo, e in questo contesto generale c'è l'emergenza immigrazione. L'operazione Mare Nostrum, che l'Italia, che è la portaerei del Mediterraneo, sta gestendo da mesi per conto dell'Unione Europea, sta scaricando, sta distribuendo in tutta Italia. È Triton adesso, è Triton, sì, si ho è capito. trasformata. Quindi... Si è trasformata, però alla fine anche recentemente sono arrivati 2000 immigrati giù in Sicilia e adesso li spartiranno. Dove li mettono non sappiamo, ma ciò che preoccupa è che dal punto di vista umanitario, per l'amor di Dio, insomma, le persone vanno aiutate, vanno assistite, bisognerebbe capire chi c'è dentro, perché dentro c'è di tutto, c'è la persona che scappa perché non può più stare nel proprio paese, la persona che emigra per fare danni, bisognerebbe isolarli. Questo mi pare che non funziona ancora, nonostante le forze dell'ordine si diano da fare. E poi c'è un altro aspetto, arrivano qui in Veneto, non hanno un lavoro, non hanno possibilità di inserirsi e creano danni alle volte. Recentemente, per i Rom, non per gli immigrati, è successo un brutto caso in provincia di Vicenza. Hanno devastato un locale. C'è stata una reazione popolare, c'era la minaccia di fare una rappresaglia in tutte le case del quartiere. Cioè mi pare che sia un po' fuori controllo. Poi dove li mettono? Adesso parlano di metterli nelle caserme dismesse. Già hanno cercato di metterli in alberghi, mi pare a 25-30 euro al giorno, e va bene, dal punto di vista umanitario queste cose si fanno, è giusto che una categoria si presti. Ma sto pensando, se parliamo di livello umanitario, tutto il mondo del clero, con le case per giovani, eccetera, disponibili, beh, potrebbe darci una mano anche quello, con tutto il rispetto di questo mondo che sicuramente serve al nostro Paese. Ecco, qui bisogna che lo Stato non scarichi più sul territorio,
Bene fa il governatore Zaia a reagire, a cercare di proteggere la sua gente e la sua terra da questa indebita invasione. E ci vogliono strategie di emergenza, strategie di energia, perché rischia di saltare la pentola. Qui rischia di trasformarsi in un disagio sociale che non fa bene non solo ai commercianti, agli esercenti, a quelli che sono come loro, che hanno l'azienda sul marciapiede in senso positivo, che quindi sono a contatto continuo con la società, ma rischia di far male anche alla gente, che è ancora più preoccupante. Il livello di sicurezza, nonostante, ripeto, gli interventi della forza pubblica che vanno onorati e rispettati, però non siamo in completa sicurezza. Padova stessa, Padova ha vissuto negli anni passati delle vicende molto pericolose dal punto di vista della sicurezza, i giovani, il binge drinking, tutte queste cose. Ha sempre cercato di metterci una pezza. Ora credo che le pezze non bastino più. Ci vuole un'azione coordinata, forte e coesa. Non ho detto niente, ho detto una cosa che diciamo da 20 anni che nessuno riesce a fare, purtroppo. Infatti, però questo ci vorrebbe. Allora, cosa vorrebbe chiedere alla nostra ristoratrice, che è fortunata perché vive in una zona molto più tranquilla, sì, non certo in un'area calda, almeno così penso. Ma su questo tema o su in generale? Quello che vuole, perché noi facciamo sempre le domande agli nostri esperti. Io la Joy l'ho conosciuta prima per telefono, poi l'ho vista all'opera, mi ha entusiasmato. Il mio sangue è zoldano per il 100%, quindi anzi ho dei parenti a Feltre che avevano un locale pubblico, forse ce l'hanno ancora, non lo so, non li vedo da molto tempo, e a Feltre sono particolarmente affezionato. Feltre è nobile. Feltre è una cittadina piena di cultura, che ha un ospedale molto efficiente, ho degli amici in quell'ospedale. Ci passo ogni estate quando vado in vacanza. Però, come si fa a fare ristorazione in montagna? Perché in Alto Adige so come la fanno. Qui nelle Dolomiti non lo so molto bene, perché non ho occasione di andarci spesso. Sentiamola. Beh, io parlo per la mia storia. Sì, la tua storia. Ovviamente, che è stata una cosa strana, nel senso che io non sono nata ristoratrice. Io ho fatto 30 anni l'impiegata in una fabbrica prima, con la passione delle pentole. Mi piaceva tanto cucinare, mi piaceva tanto il mondo della cucina, e quando a 52 anni ho perso il lavoro ho pensato che forse era il caso di tirar fuori quel sogno dal cassetto, e ho tirato fuori il sogno e ho aperto il mio piccolo ristorantino, però a 600 metri di altitudine, quindi non in centro, fuori da qualsiasi strada principale, quindi lì vengono apposta per me, che per quanto scomodo possa essere pensare che uno è lassù, per me è un onore che arrivino fino là e vengano apposta. Certo. Poi il posto lì è magnifico, noi siamo alle porte delle Dolomiti, è tutto facile, il paesaggio ci aiuta, il cielo a volte pieno di stelle, esci dal mio ristorante e ti trovi un cielo pieno di stelle, è una meraviglia. Il territorio è montano, non è facile coltivare da noi, quindi i nostri prodotti non sono tanti come varietà, come in pianura, però li abbiamo e li abbiamo buonissimi. Basta anche pensare al radicchio, il radicchio tardivo, quello il radicchio di Treviso classico. Su da noi lo coltivano, e da noi viene anche un po' forse migliore, nel senso che il freddo aiuta, gli dà quella dolcezza e quella croccantezza che magari in pianura non riescono ad ottenere. Quindi voi, come anche ci diceva nell'esplicazione della ricetta di tempo fa, ci tenete a tirar fuori quelli che sono i prodotti del territorio, quindi insomma, senza andare... è un punto vincente di forza. Ma come hai imparato a cucinare? Hai esportato le ricette di casa? Come hai fatto? La mia mamma era bravissima a cucinare. Sai che non succede più questo, no? Quel tesoretto le mamme difficilmente lo trasmettono alle figlie, purtroppo. E mia mamma era bravissima a cucinare, in cucina aveva 2 gas perché uno non le bastava mai, e casa nostra era sempre pieno di gente, sempre un sacco di inviti. A lei piaceva tanto cucinare, poi faceva lavare i piatti a me e a mia sorella, però lei cucinava sempre, era proprio brava. E poi non è che lei aveva un orto grandissimo, andava a funghi, in primavera ci faceva tutte ste erbe, erbette, insalate con le foglie di primule, insomma lei ci ha proprio abituati al territorio.
Però non è Ma io che... non sapevo mica cucinare, quando c'era mia mamma io non facevo niente, tanto lei ci faceva Ma lavare poi i sei andata piatti. a scuola, cosa hai No, fatto? assolutamente no. Mia mamma è mancata e io mi sono accorta che nella nostra famiglia mancava qualcosa, c'era qualcosa che non era più la stessa cosa di prima, è vero, mancava mia mamma, ma mancava qualcosa e ho capito che ci mancava il tavolo preparato, ci mancava il cibo, ci mancava il trovarci intorno a un tavolo pieno di cibo. E ho cominciato non sapevo neanche prendere la polenta, dico la verità, avevo 27 anni e non sapevo neanche prendere la polenta perché non faceva lei. E così ho cominciato a cucinare e io ho lavorato tanto in una grande multinazionale e le mie colleghe, ma non solo le mie colleghe di Pedavena, anche le mie colleghe fuori degli altri stabilimenti chiedevano a me, devo fare una cena domani, cosa prendo, cosa non prendo, ero diventata come... La referente. La consulente. Il consigliere, sì, ho capito. Esatto. E poi sì, come succede nella vita, insomma, poi come vi ho detto le strade... Ma come hai fatto? Perché, d'accordo, le ricette le hai acquisite, le hai prese dalla memoria, le hai montate, preparavi la tavola, però farlo professionalmente bisogna cambiare marcia. Sì, bisogna organizzarsi. Come fai a aspettavo. fare un menù così variato o per tante persone contemporaneamente, a rispettare i tempi? Sei brava, ma volevo scoprirti. Io non sono andata a scuola, comincio adesso ad andare a scuola, ho scoperto un mondo incredibile però non sono andata a scuola, non so, io ho aperto lì pensando chissà che, se guardo il primo menù dico sempre che sono stati bravi a venire i primi perché era veramente assurdo. Era Che una anni cosa... erano? Che anni erano? 6 anni fa, 6 anni fa. Quindi cioè, la crisi già iniziata? Sì, in piena crisi. Infatti mi ricordo che 3-4 mesi dopo che io ho aperto il ristorante è uscito su un grande giornale un titolo: aprire un ristorante in tempo di crisi si può? E io ho detto certo che si può, sono qua. Però è stato bellissimo, io dico sempre che ho dei clienti stupendi, è stata un'avventura, poi man mano più cucinavo, più mi veniva da cucinare, poi imparavo, poi leggevo, perché i libri di cucina li leggo come romanzi, quindi sì, e poi la passione, sì, esatto. Guarda cosa ha scritto nel suo folder, diciamo, lei lo ha scritto: alle porte delle Dolomiti, dove nel silenzio della notte potrete ascoltare il respiro del vento, un locale grande come un guscio di noce vi aspetta, dove ritrovare i sapori di un'infanzia mai dimenticata. È bellissimo. Bellissimo, è poetico. È Già che bello. hai in mano il piccolo folderino del ristorante La Joy, facciamo vedere anche il Facciamo tipo. vedere, sì. Eccolo qui. Allora, in questa presentazione, adesso la regia inquadrerà anche la presentazione, c'è una particolarità. Eccola Eccolo qui, qua. raccontiamola. Perfetto. Vedete la foto dall'esterno del locale, sotto è quello che ho appena letto. Qui c'è questo quadrato che avrete visto altre volte. I tecnici lo chiamano QR code, è un codice. Questo serve per consentire non solo ai clienti della Joy, ma anche a quelli che ricevono questa cartolina, di entrare a contatto con la Joy attraverso questo quadratino che li mette in collegamento col suo website, col suo portale. Quindi come si fa altre volte, si Entra inquadra in casa, col cellulare. ecco, allora si fa semplicemente così. Sì, lo sappiamo, che si inquadra. Con un perché- cellulare che ha un applicativo, si inquadra, immediatamente ci si mette in contatto e, per esempio, visto che abbiamo parlato sempre di allergeni, adesso c'è una novità. Gli allergeni finalmente si possono anche gestire al ristorante in maniera cristiana, è l'operatore che decide se scriverli sul menù e quindi imbrattare il menù e cambiare ogni giorno, oppure raccontarli a voce. E c'è una terza via che noi abbiamo applicato e che adesso sta andando a ruba, ce la chiedono anche da Monaco, di Baviera, proprio stamattina, che consiste nel entrare nel menu della Joy, in questo caso col telefonino, nel rispondere a una semplice domanda: dimmi se hai un'allergia, per esempio sono allergico alle uova, faccio un clic, non ne faccio due, uno solo che è semplicissimo, e mi compare l'intero menu della Joy con i piatti che non hanno uova. Che impegno. E così allora sceglie, ma non solo, se uno è allergico al glutine, quelli che non hanno glutine, allora diventa più semplice andare a vedere in positivo quello che si può mangiare, non quello che non si può mangiare. Ecco, mi chiedo proprio da non addetta ai lavori, dopo facciamo intervenire anche il nostro giovane. Per esempio, se avete un collegamento anche diretto, se un cliente prenota,
e visto che è tutto quanto informatizzato, ed è allergico al glutine, alle uova, qualche cosa. Il glutine è tosta la cosa, è già difficile perché so che non ci deve essere neanche contaminazione, per cui diventa problematico, però le uova, il latte eccetera. Voi avete modo di avere questa segnalazione dal cliente, preparare la ricetta proprio ad hoc specifica senza l'utilizzo di questi prodotti? Una volta mi è successo che è venuta una signora allergica all'olio extravergine di oliva. Mamma mia. Che non è. Che non è uno dei 14 allergeni. Esatto, che non c'è. E io sono rimasta, lei me l'ha detto, io sono rimasta un po' così perché io uso solo olio extravergine di oliva. Beh, sì, lei ha mangiato tutto, io le ho fatto tutto apposta per lei con l'olio di semi. Io quel giorno là, e lei non mi aveva avvisato prima, stamattina venendo giù leggevo su TripAdvisor, sono andata su TripAdvisor per leggere se c'erano commenti nuovi che ogni tanto mi gaso, vado e leggo, e ce n'era uno che ha proprio scritto: sono andato su, non ho avvisato che ero celiaco, però ho mangiato tutto in maniera, sì, ecco, senza... Aspetta però, chiariamo una cosa. Allora, nella gamma della ristorazione si va dalla catena di fast food, poi dalla trattoria per camionisti, che è un grande cosa. La ristorazione italiana è nata con quella, quindi io non lo sto criticando. E poi si sale, si arriva fino alle 3, 1, 2, 3 stelle Michelin. Bene, più sali, più la loro cucina è rigida. Cioè non crede che sia un valore per tutti andare in un ristorante e dire: io sono allergico all'olio extravergine d'oliva, quindi dimmi che cos'hai senza, oppure fammi un piatto. No, ma infatti è perché ecco, dicevo, il passaggio dalla cucina di casa al ristorante è un passaggio professionale, cioè lei deve rispondere a certe leggi economiche, se no non paga lei, ma soprattutto non paga i dipendenti. E allora ecco, non diciamo che questo sia un valore. Certo, sapere che una gamma di piatti che può proporre al cliente in funzione delle sue allergie, dandogli una guida per dire: questo lo puoi mangiare perché dentro non c'è il tuo allergene, questo è già un passo in avanti notevole. Ecco. No, ma il pregio, io credo che sia anche un pregio, una capacità di chi è piccolo e più elastico, no? Quindi sì, 20 sedie, una maggior gestibilità. Ovvio che se uno fa il preparati oppure se ha l'abbattitore, quindi va già però pronti vedi, le nel basi ragù, tu fai il ragù, sì. Ci metti il sedano nel soffritto. Sì. Bene, se io sono allergico al sedano non è che mi fa un ragù ad hoc, quello è, devo cambiare condimento, giusto? Beh, sì. Cioè dipende, capito? si cambia condimento. Sull'olio è stata bravissima lei. Sì. Comunque io trovo che le persone allergiche sono molto adattabili, sanno perfettamente di avere un problema e sì, magari hanno voglia di mangiare la pasta col ragù e si adattano a mangiare la pasta col pomodoro senza sedano. Ma infatti sono molto bravi. No, sono bravi. Sì, non è che vengono là e dicono: no, io ho voglia oggi di mangiare sta roba qua e tu me la fai senza sedano. L'allergia soprattutto, ecco, non demonizziamola, è anche una crisi di passaggio. Per esempio c'è più allergia tra i bambini che tra gli adulti. Ma sono intolleranze, perché le allergie sono così gravi, sono proprio ecco, intolleranze. E allora dipende, quindi... insomma, quella da glutine è un po' preoccupante perché subdola, si alimenta nel tempo, la contaminazione crociata è una cosa delicata, cioè se un ristorante va per la cucina gluten free, non deve avere solo la pentola, ma deve avere un'area riservata. Anche deve il sale? Anche il sale? Sì, anche il sale. Sì. Il sale tu tocchi qua, tocchi là, poi sali una cosa, ma per i celiaci ho il sale apposta, un vaso apposta. Perché lo prendo da là col Quella è l'intolleranza più fastidiosa per tutti, sia per il cliente che per il ristoratore. Però per il resto sono persone normalissime, per la miseria, che poi tra l'altro l'allergia al latte colpisce molti bambini adesso, 30 anni fa non c'era, ma poi la superano, no? Nel tempo. Ecco. Ormai sta diventando estremamente diffusa. Andiamo in pubblicità rapidamente, che quando torniamo ci vediamo anche l'altra ricetta. Sì, è ora. Allora, pubblicità.